Buonasera e ben trovati a un'altra puntata di Screenshot. Oggi è finita la scuola, è suonata l'ultima campanella e i ragazzi andranno in vacanza. È stato un anno complicato, segnato come quello precedente dalla pandemia, però a giugno ci siamo arrivati. Allora parliamo naturalmente di scuola per fare un bilancio e per vedere quello che ci aspetta anche nei mesi estivi, perché le scuole non si fermeranno, in qualche modo i ragazzi torneranno a frequentare le aule. Lo facciamo con Teresa Tassanviol, che è la presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Friuli Venezia Giulia, e con il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Pordenone Centro, Pier Vincenzo Di Terlizzi, che ci ospita questa sera nel suo ufficio della scuola Gozzi, la scuola media, che fa parte appunto dell'Istituto Comprensivo. Io parto dalla professoressa Teresa Tassanviol chiedendole subito che cosa teniamo e che cosa buttiamo di questo particolare anno scolastico. È una domanda impegnativa, diciamo. La risposta più semplice è teniamo tutte le cose che hanno funzionato, perché, come io ho ripetuto, insomma, lungo tutto il corso dell'anno, ci ho sempre tenuto a precisare che la scuola nel nostro territorio, pur in modalità inconsuete e anche limitate talvolta a causa della pandemia, però ha sempre funzionato, ha sempre erogato un servizio e anche un servizio di qualità ai propri studenti. Quindi è stata anche un'occasione, un'opportunità per sperimentare anche dal punto di vista metodologico e didattico qualche novità interessante. Quindi tutte queste cose nuove, innovative, sicuramente le teniamo e le portiamo nel nuovo anno. Una cosa che sicuramente nessuno di noi vorrà portare nell'anno scolastico 21-22 sarà i problemi di salute, il virus. Speriamo che insomma, la campagna, la buona campagna di vaccinazione in corso dia per settembre i suoi frutti sperati e quindi insomma, si possa ricominciare con una rinnovata normalità, che naturalmente non potrà essere quella precedente, pre-pandemia. Neanche la scuola sarà sicuramente più la stessa, ma io ho insomma una speranza che qualcosa di più, una certezza che potrà essere anche una scuola migliore. Sicuramente a pagare le conseguenze maggiori sono stati i ragazzi delle superiori, che sono rimasti in didattica a distanza per molti mesi. Diverso invece è il discorso del primo ciclo, che bene o male è sempre stato presente, e anche voi presidi e tutti i vostri collaboratori insegnanti siete riusciti tutto sommato a fare scuola quest'anno. Sì, beh, anche nel secondo ciclo naturalmente l'hanno fatto alternando molta distanza, soprattutto nel periodo invernale, alla presenza. Nel primo ciclo sostanzialmente, a parte quel periodo della seconda metà di marzo in cui tutte le attività didattiche di tutti gli ordini e gradi sono state sospese, poi effettivamente le lezioni sono cominciate a metà settembre, si concludono con la conclusione del 10 giugno appunto, no? E giorno per giorno con tutte le attività e con le forme anche di attenzione specifica per l'età, perché per esempio nella scuola dell'infanzia ovviamente i bambini hanno sempre frequentato senza le mascherine, con maggiori protezioni soprattutto per i loro e le loro insegnanti. Dando anche prova però di essere stati molto bravi, sia i piccoli, i più grandi, ma insomma hanno rispettato gli studenti, insomma aveva fatto un applauso per come si sono comportati quest'anno. Parliamo dei piccoli. Ah beh sì, adesso come dire, si sente il silenzio della scuola vuota, no? Ma tutti i giorni di scuola sono stati segnati da un grosso senso di responsabilità che è partito soprattutto dai più piccoli. Qui dove siamo, alle mie spalle, c'è un pezzo di scuola primaria della 4 novembre, e l'uscita dei bimbi della 4 novembre, delle bimbe della 4 novembre alle 4 del pomeriggio era proprio un esempio da questo punto di vista. Bisogna dire che i bambini hanno tanto da insegnare agli adulti sotto questo punto di vista. E dobbiamo dire anche però gli esami, si dice, non finiscono mai, in questo caso sono appena iniziati, perché proprio ieri qui sono partiti gli esami di terza media. Ecco, in che cosa consistono quest'anno, anche se insomma tutto sommato è una buona prova anche per loro. Allora, l'esame di terza media di quest'anno consiste sostanzialmente in un colloquio nel quale i candidati portano un elaborato
che hanno preparato nelle settimane, nei mesi precedenti e che poi espongono di fronte alla Commissione. Quindi è un esame che per molti aspetti è modellato sulle stesse caratteristiche dell'esame del secondo ciclo, prova orale, elaborato centrale, valorizzazione dell'esperienza compiuta nel corso degli anni dentro il ciclo di studi. Ecco, quindi insomma in bocca al lupo a tutti i ragazzi che stanno facendo l'esame di terza media, tra poco arriverà anche l'esame di maturità e anche lì sappiamo che sarà un esame forse come quello dell'anno scorso, sicuramente diverso da quello al quale siamo abituati, però insomma i ragazzi si dovranno confrontare anche con questo. Sì, anche quest'anno il Ministero ha decretato insomma una procedura semplificata per l'esame di maturità, quindi anche per le superiori consisterà semplicemente in un colloquio dove i ragazzi, i candidati esporranno questo elaborato, quindi un'attività di ricerca, di riflessione personale che è stata condotta nell'ultimo periodo scolastico sotto la guida di un docente della classe, di un docente tutor, e oltre a questo dovranno, diciamo così, dare prova anche insomma della maturità che è stata raggiunta attraverso insomma l'esame di materiali che sono predisposti dalla Commissione. Potranno anche esplicitare, presentare a quelli che sono peraltro i loro docenti, i docenti che li conoscono da sempre, solo il presidente sarà esterno, quindi potranno presentare anche i loro percorsi in PCTO nelle attività trasversali per l'orientamento che insomma a causa pandemia saranno state anche un po' diciamo penalizzate. C'è una novità, ma anche l'anno scorso era presente, dell'educazione civica, l'anno scorso si chiamava cittadinanza e Costituzione, ma sostanzialmente insomma il tema è quello, ma insomma è una prova insomma che chiude, no? Un po' deve servire per dare soddisfazione, per gratificare gli studenti, esponendo insomma il grado di maturità raggiunto attraverso il percorso scolastico. I ragazzi possono stare tranquilli, credo che l'ansia possa essere assolutamente riposta nel cassetto e concentrarsi insomma su questa che è sempre una prova di passaggio in ogni caso. Quando si parte? Si parte il 16 con i ragazzi con i colloqui, le commissioni si ritroveranno lunedì mattina per la riunione plenaria dove insomma si provvederà a fissare il calendario degli orali e insomma gli adempimenti burocratici. Il mercoledì 16 si parte. Ecco, negli scorsi mesi, soprattutto quando c'era la zona rossa, quando c'era tanta didattica a distanza, si parlava di un prolungamento della scuola in estate. Si era parlato appunto di sfruttare i mesi di luglio e di agosto per recuperare un po' insomma il tempo perso, tra virgolette, naturalmente. Ecco, allo stato di fatto qual è la situazione? Cosa si farà in estate? Intanto voglio fare una premessa perché al mondo della scuola tutti quelli che in questi mesi hanno lavorato così sodo, quando sentono l'espressione tempo perso si drizzano un po' i capelli, perché io credo che forse mai come in questo anno scolastico tutto il personale della scuola veramente abbia prodotto uno sforzo grande, anche uno sforzo appassionato, devo dire, quindi tempo perso non ce n'è stato. E certamente forse i contenuti tradizionalmente intesi possono aver subito qualche, non dico qualche flessione o forse qualche percorso non previsto, perché chiaramente la didattica a distanza comporta, diciamo così, una modalità diversa, però insomma non si tratta tanto di recuperare apprendimenti. Peraltro insomma, i corsi di recupero sono sempre stati programmati dalla scuola anche nei tempi normali, quanto il piano estate del Ministero parla soprattutto di un recupero di socialità, quindi di offrire opportunità, occasioni ai ragazzi per fare cose insieme, anche con maggiore libertà, come dire, liberi da problemi di valutazioni, verifiche e voti, realizzando magari in modalità laboratoriale, cooperativa, attività anche nuove, anche diverse rispetto al curricolo scolastico.
Diciamo che è un po' problematico avere la disponibilità dei ragazzi grandi delle superiori nei mesi di luglio ed agosto, perché insomma loro la socialità, come dire, se la giocano anche da soli senza l'intervento della scuola. Però insomma molti istituti hanno programmato qualcosa oltre ai tradizionali corsi di recupero, insomma in questa fase di giugno, inizi di luglio, e per settembre invece fine agosto e prima parte di settembre tutti gli istituti stanno progettando delle attività che coinvolgeranno i ragazzi. Allora sentiamo quali saranno queste attività per l'estate dell'Istituto Comprensivo Pordenone Centro. Sì, con la scansione cronologica che la collega ha appena detto, cioè effettivamente con una valorizzazione della seconda metà del mese di giugno, inizi di luglio e poi dalla fine di agosto dentro il mese di settembre. Sono appunto laboratori fondamentalmente legati alle varie forme con le quali la socialità in apprendimento può essere aiutata anche a rimodellare un rapporto con lo spazio, perché uno dei temi di quest'anno, ne parlavamo anche prima, certo la bravura, la rigorosità dei bambini nel tenere gli spazi, le distanze, le mascherine, ma anche una modalità di stare nello spazio che è stata molto controllata, no? Il controllo di come siamo messi nello spazio rimane, però la possibilità di vivere dentro questi spazi con una dimensione di agio maggiore è sicuramente una delle caratteristiche di quello che si potrà fare. E quindi abbiamo pensato a una serie di laboratori di varia natura che servano proprio, faccio un esempio anche banale, a creare delle condizioni di gruppi diversi dalle bolle classe con cui si è vissuto tutto l'anno. Sembra niente, però in realtà è un aspetto di socializzazione che ha una sua importanza e che si può fare dentro una dimensione come quella delineata appunto dal cosiddetto piano estate. Quando rivedremo qui i ragazzi, avete insomma delle date, dei periodi particolari? Ma allora, come dicevo prima, ci sono delle attività che faremo nella parte conclusiva del mese di giugno, i primi giorni di luglio, e poi dall'ultima settimana di agosto in avanti. E allora ci fermiamo per la pubblicità, poi ritorniamo nella seconda parte di Screenshot a parlare ancora di scuola con i nostri ospiti. A tra poco. Rieccoci, seconda parte di Screenshot, abbiamo titolato Ultima campanella è ora, perché nell'ultimo giorno di scuola insomma si preparano le vacanze, come dicevamo prima anche con i nostri ospiti, il dirigente scolastico Pier Vincenzo Di Terlizzi e la presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Teresa Tassanvioli. I ragazzi dovranno trovare soprattutto la nuova socialità. Allora mai come quest'anno le vacanze sono importanti, perché anche con l'arrivo dei vaccini, con l'arrivo della zona bianca, insomma i bambini, i ragazzi potranno tornare a stare tra loro. Sì, ma intanto c'è anche questa novità positiva di questi giorni, no? L'apertura anche per ragazzi e adolescenti della possibilità di vaccinarsi, e va registrato che anche i nostri giovani qui del nostro territorio, della nostra provincia, hanno aderito in numero significativo e hanno colto questa occasione. Mi pare anche nel colloquio, insomma nello scambio con i colleghi, di poter capire che il fenomeno Novax non riguardi per fortuna il mondo dei giovani. In questo, come si diceva anche prima, forse ci danno anche una lezione, no? Danno anche una lezione al mondo adulto, forse sono anche spinti, diciamo così, da questa voglia che hanno di godersi un po' di libertà, di riprendere insomma un po' di normalità nella loro vita quotidiana. Comunque qualsiasi sia l'origine insomma di questo atteggiamento, lo cogliamo come positivo.
Adesso poi, insomma, ecco, godiamoci questa estate tutti, ragazzi, studenti, anche docenti e anche dirigenti, oserei dire, perché è stato un anno, ripeto, molto impegnativo. E poi però, insomma, siamo già tutti concentrati sul prossimo anno scolastico, per il quale bisognerà, insomma, farsi trovare preparati. Ecco, in che modo viene da dire, perché tanti discorsi si erano fatti l'anno prima, però i tempi sappiamo, un po' della burocrazia, un po' perché la scuola è un mondo molto vasto, poi si arriva sempre a ragionare di nuovo quasi a fine agosto di cose di cui sarebbe bene occuparsi ora. Beh, per il mondo delle scuole superiori i temi critici sono un po' sempre gli stessi e purtroppo non dipendono dalle decisioni delle scuole, né singolarmente pensate, né diciamo come sistema. E mi riferisco naturalmente al problema dei trasporti, rispetto al quale naturalmente spero che non si riproporrà da settembre, così come lo abbiamo vissuto nei mesi scorsi, quindi di aumentare le corse, di rendere diciamo così i tragitti e la presenza dei ragazzi sui mezzi più diluita, eccetera, è un problema che credo vada affrontato e risolto anche oltre la pandemia stretta, diciamo, ecco. E la scuola è in attesa di capire se si partirà con le lezioni tutte in presenza, se per esempio, e questo invece dipende dal Ministero, potrà essere nuovamente applicata la didattica integrata, quindi come dire, integrando la presenza e anche la distanza, perché secondo me questo, ecco, potrebbe essere una opportunità da considerare anche se il virus sarà sconfitto, ma poter, diciamo così, immaginare un modello organizzativo di scuola che comprenda anche del tempo a distanza e quindi favorendo anche tutti quei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, credo che su questo le scuole possano cominciare a riflettere nel momento in cui il Ministero appunto dice la didattica integrata si potrà fare anche eventualmente l'anno prossimo. Chiaro che la preferenza di tutti va per le lezioni in presenza, perché naturalmente il corpo, il linguaggio del corpo è una dimensione molto, molto importante, però abbiamo imparato in questo tempo che insomma anche l'informatica, la multimedialità, eccetera, la tecnologia è una grande risorsa, non può essere soltanto una cosa che tappa, diciamo così, una falla, ma deve diventare veramente processo di innovazione dentro la scuola della didattica. Questa è la grande sfida che abbiamo davanti. E abbiamo appunto detto che sarà un'estate con delle attività che si potranno fare anche nelle scuole. Sul piano estate, per il mondo della scuola, ci sono anche dei fondi. Non sono fondi milionari, insomma, ma insomma ci sono dei fondi. Quanti fondi arriveranno, che tipo di fondi e come si potranno utilizzare? Ma allora, i fondi del piano estate sono fondi che sono in realtà già stati erogati alle scuole sulla base di parametri numerici, cioè numeri degli iscritti, numeri di insegnanti, coefficienti di complessità delle scuole. E sostanzialmente quella è una cifra che conosciamo, insomma, non dico segreti. Nella mia scuola, per esempio, che ha circa 1000 studenti, abbiamo avuto 16.000 euro, come si dice, lordo Stato, quindi non da considerare netti, insomma, una cifra di queste dimensioni. Non ci si fa molto. Ci si fa qualcosa, ecco, sì, non si deve, come dire, immaginare unità numeriche, insomma, di altro tipo. Poi il Ministero ha pensato a altre 2 modalità di finanziamenti sempre legati a questa cornice che viene chiamata piano estate, che però in effetti si proietta dentro tutto l'anno scolastico prossimo. C'è un PON, quindi un finanziamento che viene preso dai progetti europei per il quale
le scuole hanno presentato candidatura e poi sono stati finanziati sulla base anche qui di parametri, però anche di ripartizione a seconda delle aree geografiche d'Italia e delle situazioni di complessità e di difficoltà. E poi c'è un altro progetto ministeriale che ha il nome un po' esotico di Monitor, oppure un nome più burocratico di Legge 440, anche questo finanziamento di progetti, insomma, connessi. C'è chi ha chiesto una cosa, chi due, chi tre, chi usa il fondo ministeriale. Questo è anche molto legato alle situazioni territoriali specifiche che variano a seconda anche delle realtà locali. Chiedo anche a lei come vede il ritorno in classe. È vero che adesso oggi si finisce, quindi insomma un po' di stacco, un po' di relax ci sta, però è bene anche cominciare, soprattutto per voi dirigenti che di fatto non staccate di sicuro oggi, il nuovo anno scolastico, ecco. Il nuovo anno scolastico è un anno scolastico carico di aspettative. L'aspettativa che sicuramente sarà disillusa, come diceva anche la mia collega, è quella di un ritorno a qualcosa che c'era prima. Il che mi pare anche una buona cosa, nel senso che è chiaro che siamo proiettati, anche noi come scuola, dentro una dimensione che chiama a rileggere completamente il ruolo del tempo, il ruolo delle materie. Il mio collega ha fatto riferimento ad esempio a come il digitale ormai vada considerato una parte essenziale, non aggiuntiva all'attività didattica. Oltre che un mondo sociale che sappiamo si aspetta da una parte un impulso alla crescita, ma dall'altra parte discute, come avviene in questi giorni, anche di problematiche legate al mondo del lavoro. Quindi sì, ci aspettiamo un anno di forte impegno, di forte responsabilità, di possibilità nuove dentro le quali ognuno deve fare la propria parte. Sicuramente le scuole hanno dimostrato, con tutta la fatica che si è fatta, di essere in grado di leggere anche la velocità dei cambiamenti. Ecco, vorrei appunto sempre pensare al fatto di come l'anno scorso, diciamo ormai 15 mesi fa, nel giro di pochi giorni si è reinventato un modo di fare scuola dentro un contesto che nessuno avrebbe immaginato. Quindi diciamo, abbiamo fiducia nella possibilità di leggere anche il mondo che cambia e di saperne essere protagonisti. I ragazzi hanno dimostrato, insomma, forse di saper cogliere meglio degli adulti questo cambiamento. Chiudiamo con la professoressa Teresa Tassanviol. Le chiedo un messaggio da dare alle famiglie. Le famiglie, insomma, in questi mesi sono state alle prese un po' con le difficoltà. Abbiamo visto le proteste in piazza per la DAD, alcune famiglie invece sono state molto comprensive e collaborative. Ecco, insomma, cosa dire ai genitori? Ma ai genitori potrei dire quello che dicevo sempre ai genitori dei miei alunni quando presentavamo, diciamo, l'offerta formativa e l'anno che andava ad aprirsi. Alle famiglie e ai genitori io chiederei di fidarsi della scuola, di fare un investimento di fiducia, aspettandosi che poi la scuola saprà conquistare anche la loro stima per insomma, la capacità che metterà in campo. E affidando i loro figli alla scuola li affidano in buone mani. È anche molto importante l'alleanza ovviamente educativa che tra scuola e famiglia deve assolutamente funzionare proprio sulla scorta di questa fiducia, che è una cosa che deve essere, mi sento di dire, che deve essere data a priori, a prescindere. Ecco, un atto di fede e che poi naturalmente la scuola deve sapersi meritare naturalmente. Oltre all'alleanza che fa da sfondo, diciamo, poi una cosa secondo me molto importante è anche il rispetto dei ruoli. Ecco, perché questo consente un rapporto più trasparente, più efficace, e ciascuno deve fare bene il proprio compito, deve svolgere bene il proprio ruolo e allora tutto il percorso, il processo diventa virtuoso. Poi il resto lo fanno i ragazzi, i bambini, lo fanno gli studenti e loro insomma sono il cuore di questo processo e tutti gli altri ci lavorano, diciamo così, nel loro interesse.
Allora, è stato sicuramente un anno complicato, siete arrivati alla fine di quest'anno, anche grazie insomma, ai tanti sacrifici, alle professionalità dei maestri, dei professori, la collaborazione delle famiglie, come abbiamo detto, la bravura dei ragazzi. Finalmente si va in vacanza, allora buone vacanze a tutti i ragazzi che faranno le vacanze, in bocca al lupo a chi sta facendo gli esami e buon lavoro ai dirigenti e ai professori, alle maestre e tutto il personale ATA che continuerà comunque a lavorare in questi mesi per, speriamo, avere un anno scolastico prossimo un po' più normale, anche se abbiamo sentito che il cambiamento non è così poi malvagio. Grazie al dirigente scolastico Pier Vincenzo Di Terlizzi, grazie anche alla professoressa Teresa Tassanviol. Finisce qui questa puntata di Screenshot, l'appuntamento è per domani sera.